Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video della Rusnate. Ancora siamo a Erbezzo, provincia di Verona, Lessina, e faremo il cosiddetto giro delle Malghe, partendo poco prima da Castelberto e arrivando a Sega de Ala in Trentino, e lì proverò ad andare a vedere i busoni. Ed eccomi qua al Monte Castelberto, bellissimo, è questa specie di postazione dove si può vedere tutte le cime che è intorno a qua, le varie direzioni, e se ne vede veramente tante, dal Carrega al Pasubio al Brenta al Baldo e il Corno Muzzo e il Corno d'Aquilio. Si vede veramente un 270 gradi, si vede. E da qua adesso mi metto le protezioni e andiamo a fare il giro delle Malghe. Questo qua è il faggio monumentale della Regina, circa 35 metri d'altezza, un'età tra i 250 e i 300 anni, molto molto bello, un bel monumento naturale. È il giro delle Malghe, bellissimo, molto flow, bello, sterratone. Siamo passati da Sega de Ala, ferma un attimo a un Gatorade al Lupolo, e abbiamo ciapato una strada passando dal villaggio San Michele che va ai Busoni.
Siamo nella galleria dei Busoni. Il primo tocco là in comune, 120 metri. E dopodiché si divide in 2 corridoi, manco mai che ho tenuto il casco, e da lì che 4 camere per le batterie d'artiglieria a destra e 4 a sinistra. Ecco, qua io ho fatto dei lavori di rinforzo nei punti critici perché questa è tutta roccia carsica e quindi, come vedi, l'acqua corrode. Questa galleria qua la sta costruita nel 1916 per poter controllare un tratto della Val d'Adige che non si riusciamo a vedere dalle cime. Ecco una delle camere. Una bellissima opera dell'uomo in mezzo alla natura e dalla vista spettacolare sulla Val d'Adige, incredibile.